si fa fatica a parcheggiare, anche per noi poi insomma i clienti non sanno dove andare e sì, la situazione è un po' è brutta insomma. Altavilla Vicentina, la chiusura del parcheggio di 150 posti annesso alla stazione ferroviaria di Tavernelle sta provocando uno sconquasso delle abitudini non solo delle centinaia di studenti e lavoratori pendolari che usufruiscono quotidianamente del treno, ma per tutti i residenti e le attività economiche della zona. Cittadini ed esercenti che si trovano a dover fronteggiare il parcheggio selvaggio di chi, non riuscendo più a trovare posto, è costretto ad abbandonare l'auto nel primo spazio disponibile fino ad una distanza di un paio di chilometri dalla stazione. RFI ha deciso di utilizzare lo spazio fino ad oggi destinato alla sosta dei viaggiatori per farne un deposito del cantiere per l'alta velocità, che avrà bisogno a breve anche dell'ultima area rimasta, che permetteva il parcheggio di una trentina di veicoli. Un disservizio grave che, se non risolto, potrebbe inasprire la forte tensione già presente in zona. Guarda, io vado a lavorare e è difficile perché dalle 6:20 trovo parcheggio, dopo trovo parcheggio in fondo, se no non c'è. Dovevano organizzarsi meglio. Poveri ragazzi non sanno più dove parcheggiare e quindi veramente è un problema, anche perché anche per prendere il treno hanno dei disagi fortissimi, in più hanno avuto delle multe abbastanza pesanti e quindi erano molto arrabbiati. Il comune poteva aver fatto qualcosa prima per la soluzione insomma, di queste cose.